Tragedia nel pomeriggio al campo sportivo di Follina durante un allenamento di calcio degli esordienti. Il custode 63enne si accascia colto da un malore, vani tentativi di rianimarlo, il dolore del sindaco. In questi giorni i turisti americani stanno riempiendo di disdetti gli alberghi e le strutture ricettive della Marca. Pensano che il nostro paese sia in guerra, dicono che non siamo sicuri, raccontano gli operatori. Il 25enne rom che ha provocato la tragedia del Terraglio è stato svegliato dal coma farmacologico, è sedato ma in via di guarigione, non sa ancora del dramma che ha causato. Usa l'alcol per accendere la stufa a legna ma la fiammata le investe il tronco e le braccia, anziana ustionata in casa, Vittorio Veneto è grave in ospedale. Ancora scintille tra Lega Fratelli d'Italia in regione, l'ultimo scontro sul leghista trevigiano Marzio Favero sembra più vicino al PD che al Carroccio, attacca il meloniano Speranzone, ritiri queste parole, risponde Villanova. Ricevute per l'acquisto di borse e scarpe di lusso nel cumulo di rifiuti abbandonati per strada a Castelfranco, individuati 4 ecovandali. Atleti veneti, ucraini e russi avrebbero dovuto affrontarsi domenica nell'evento organizzato dal CONI Veneto a Padova, tutto sospeso, il marito di un atleta ucraina residente a Oderzo chiamato alle armi, non ci sono le condizioni per giocare serenamente. Nozze in arrivo per Federica Pellegrini che ha annunciato che il suo matrimonio con Matteo Giunta si celebrerà a fine agosto a Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque apriamo con la cronaca di una tragedia consumatasi nel pomeriggio a Follina dove il custode del campo da calcio, un uomo di 63 anni, è stato stroncato da un malore. Il dramma davanti agli occhi dei giovanissimi giocatori esordienti, c'era un allenamento degli esordienti. Questo è il racconto del sindaco Mario Colletta che si trovava sul posto. Stava parlando e è proprio caduto in avanti, è sbattuto la testa e questo amico ha cominciato subito a fargli il pompaggio. È arrivato anche il nostro medico di condotta da Follina e poi è arrivata l'automedica e hanno tentato di tutto ma non ce l'hanno fatta. Si trovava sul campo da calcio di cui era custode davanti ai suoi amati ragazzi Giancarlo Lovisotto quando un malore lo ha stroncato. È stato un pomeriggio drammatico al campo sportivo di via Paoletti a Follina dove si stava allenando la squadra juniores della SD Follinese. Il pensionato era un appassionato di calcio molto conosciuto in paese, una persona amabile e socievole, racconta il sindaco Colletta che lo conosceva molto bene, che ha assistito alle operazioni di soccorso e rianimazione che purtroppo si sono rivelate inutili. Lo vedevo e bevevamo il caffè tutte le mattine perché lui alle 8:30 era sempre lì in campo sportivo perché era il custode del campo e con una grande passione di dedicarsi ai giovani. Oltre all'elisoccorso del SUEM, sul posto anche i carabinieri, lo stesso primo cittadino ha riaccompagnato a casa la moglie Luisella, dipendente nella vicina casa di riposo. Il calcio era la sua passione e una grande perdita per l'intera comunità, il cordoglio del sindaco. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso però parliamo di turismo. Erano attesi in massa, ma in questi giorni i turisti americani infatti stanno riempiendo di disdette gli alberghi della Marca e del Veneto. Pensano che il nostro paese sia in guerra, dicono che non siamo sicuri. Questo è il racconto degli operatori, sentite. Non si sentono sicuri a venire qua in Italia in quanto pensano che siamo in guerra, che loro ci hanno proprio detto in Europa c'è la guerra, noi non ci sentiamo sicuri. A nulla sono valsi i miei tentativi di persuasione, di dirgli guardate potete stare tranquilli, qua in Italia è tutto a posto, non è arrivato nulla, siamo tranquilli, il turismo funziona, le città sono sicure. Ma nulla, da quel momento hanno continuato ad arrivare disdette. È il fenomeno di questi giorni, l'ennesima tegola su un settore, quello del turismo, che era pronto a rialzarsi, soprattutto dopo il ripristino post-pandemia dei voli diretti tra Veneto e Stati Uniti. Sofia Busatto, front office manager in una struttura a Mogliano, cerca di convincere gli ospiti del contrario, ma sembra una lotta contro i mulini a vento. Avevamo una decina di prenotazioni da parte di americani nel giro di 3-4 giorni, anche 2 al giorno cancellavano. Ad oggi di americani, canadesi, australiani nessuna prenotazione da parte loro. Letteralmente scomparsi, quindi, ma essenziali per una vera ripartenza del comparto, in particolare nelle città d'arte. Un
20-25% delle prenotazioni erano da parte di americani, canadesi, australiani, che abbiamo un po' perso. Era una buona fetta del nostro turismo, insomma della nostra occupazione, erano gli americani, che erano quelli che prenotavano più a lungo e visitavano di più anche non solo Venezia, ma dopo aver girato Venezia ci chiedevano, andavano, visitavano molto volentieri Treviso, Padova e tutto il circondario, insomma. Un'assenza destinata a pesare a meno che non si metta in piedi in tempi rapidi una campagna di comunicazione mirata a quei mercati e non solo. Il nostro appello alla politica in questo momento è quello di aiutarci a far vedere che il nostro paese è pronto, aperto a ospitare i turisti, che qua non sta succedendo nulla, quindi con una campagna promozionale mirata a far vedere le bellezze del territorio e la pace, e inoltre un aiuto, un contributo dal punto di vista finanziario per quanto riguarda il caro bollette. La conferma di questo fenomeno raccontato da questa operatrice del turismo a Mogliano arriva da Federalberghi Treviso. In America la guerra è in 6ª pagina, da noi ci sono 6 pagine sulla guerra, quindi voglio dire il turista è un po' spaventato, il turista americano, no? È come se noi dovessimo andare adesso in Lettonia, forse magari rimanderemmo il nostro viaggio. L'americano venire in Europa sa che c'è la guerra vicino, anzi in Europa, per cui se può sceglie destinazioni diverse. Una percezione totalmente errata, ma che nelle dinamiche globali può avere una sua spiegazione, dice il presidente della Federalberghi trevigiana Giovanni Cher. Tante le disdette dall'America, quindi tutto sembra rinviato. Il mercato americano, che sembrava ci dovesse portare una buona redditività quest'anno, si è fermato. Loro non cancellano le prenotazioni come sistema organizzativo, ma le posticipano, per cui stanno già tutti posticipando chi doveva arrivare adesso aprile-maggio verso settembre-ottobre o addirittura l'anno prossimo. Chiaro che a soffrirne di più siano mete storiche come Venezia, ma anche la Marca ne risente. Treviso è una destinazione nuova, per cui gli americani si stanno avvicinando adesso, non è un cliente storico. Per gli americani la provincia di Treviso è molto di più sul veneziano e su territori più conosciuti. Però voglio dire, il fenomeno Prosecco è un fenomeno che veramente è ormai worldwide, quindi anche molti americani erano curiosi, venivano, volevano conoscere questo territorio. Lo stop dall'America si aggiunge alla mancanza, per motivi diametralmente opposti, dei turisti russi, al caro bolletta e all'assenza di manodopera, soprattutto per il turismo stagionale. E sembra quasi la tempesta perfetta. Dobbiamo, secondo me, impegnarci tutti, cercare di ottenere il meglio, sperare di avere un po' di aiuti ancora da parte del governo e riuscire a superare un momento veramente critico e difficile come questo. Torniamo alla cronaca, la tragedia del terraglio, perché il 25enne rom che ha provocato l'incidente in cui ha perso la vita Miriam Cappelletto e Mara Visentin è stato svegliato dal coma farmacologico e sedato, ma in via di guarigione. Mi dico ai miei collaboratori che si è svegliato dal coma e adesso pian pianino sta riprendendo, ovviamente sta ritornando, lo aiuteranno ad uscire ovviamente dalla terapia intensiva e poi ci sarà tutta la fase di recupero. Insomma è salvo? È salvo. Ronny Levakovic, 25enne rom, che con la sua auto ha provocato l'incidente lungo il terraglio, costato la vita a Miriam Cappelletto e Mara Visentin, è fuori pericolo. Dovrà subire un intervento alla gamba, ma i sanitari parlano già di un percorso di recupero. Levakovic era stato ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva nell'unità di neurologia la notte tra il 23 e il 24 marzo, dopo che la sua auto, come un bolide, era piombata sulla vettura con a bordo le 2 amiche di Preganziol e il suo corpo sbalzato a terra nell'impatto violentissimo. Difeso dall'avvocato trevigiano Francesco Murgia, Levakovic deve rispondere di duplice omicidio stradale. Non è ancora in grado di ricostruire gli avvenimenti, di essere utile alla ricostruzione degli avvenimenti, questo è quello che le posso dire. So che i familiari sono sicuramente rasserenati dal decorso della sua degenza. Lui non è cosciente nel senso compiuto, ha una parziale consapevolezza di questo, ma i familiari non li hanno, da quello che mi risulta, perlomeno fino a che ho parlato con loro, non gli avevano ancora spiegato l'andamento dei fatti.
Levakovic ancora non sa che cosa è accaduto, che l'incidente da lui provocato ha strappato alla vita 2 donne. La perizia cinematica prevista per oggi è stata spostata al 13 di aprile, necessaria per la ricostruzione della dinamica del sinistro, un passaggio essenziale per definire i profili di responsabilità e le aggravanti che a Levakovic saranno contestate. Il giovane rischia fino a 15 anni di carcere. Si tratta sempre ovviamente di una tragedia, ma ricostruirne le ragioni è fondamentale ai fini di un accertamento giudiziario. Quando lei conta di riuscire a parlare con il suo assistito? Se vogliamo essere razionali, io contavo di fare un salto a lui lunedì mattina. Dal delitto, dalla tragedia del Terraglio al massacro di Pieve di Soligo, lunedì prossimo il 36enne marocchino accusato della rapina, poi diventata un omicidio, comparirà davanti al pubblico ministero per spiegare la sua versione dei fatti, come ha raccontato anche il suo legale in questi giorni. Intanto ieri un nuovo sopralluogo della scientifica nella casa dell'orrore. Alla ricerca di tracce e indizi utili per chiarire in ogni dettaglio il massacro di Pieve di Soligo. Sopralluogo dei militari del nucleo di polizia scientifica dei carabinieri nelle scorse ore dentro l'abitazione di via Schiratti nell'ex negozio di Adriano Armelin, vittima della brutale rapina. Militari a caccia di impronte e altri elementi utili per le indagini, campioni che saranno poi analizzati dagli inquirenti. Al setaccio il luogo in cui è avvenuta l'aggressione, lungo le scale ma anche al piano superiore, eppure nell'attività da elettrauto che Armelin aveva gestito per oltre 40 anni. Intanto il 36enne Mohamed Boumarouane comparirà lunedì prossimo di fronte al magistrato. Lo straniero, accusato di tentata rapina e omicidio preterintenzionale, è rimasto in silenzio nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Questa volta potrebbe invece decidere di parlare e spiegare la sua versione dei fatti, come già espresso in questi giorni dal suo legale. E dal delitto di Pieve di Soligo, dal massacro di Pieve di Soligo, ci spostiamo a Vittorio Veneto, a Serravalle, un incidente domestico, un'anziana ustionata. Ustioni su torace, braccia e collo, il ricovero d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Cafoncello, viste le lesioni e l'avanzata età. È grave un 83enne di Serravalle di Vittorio Veneto che stamane nella sua abitazione ha tentato di accendere la stufa a legno in cucina con l'alcol, ma la fiammata di ritorno, come spesso purtroppo accade, l'ha investita ustionandola. Il dramma poco dopo le 7:30, le urla dell'anziana hanno fatto scattare i soccorsi e l'allarme. L'83enne è stata medicata dai sanitari del SUEM, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Parliamo di ecovandali, ricevute per l'acquisto di borse e scarpe di lusso nel cumulo di rifiuti abbandonati per strada a Castelfranco. Individuati 4 ecovandali che verranno multati. A trovare i sacchi gli addetti dell'ecovigilanza del consorzio Priula che assieme al sindaco Stefano Marcone erano impegnati nelle iniziative di pulizia per la giornata ecologica. Li abbiamo beccati 4 soggetti. Nelle indagini fatte dall'Ecovigile sono saltati fuori degli scontrini pagati con la carta di credito e quindi è stato relativamente semplice riportare ai trasgressori. Verranno sanzionati salatamente, il massimo previsto, e spero che questo serva da monito a coloro che abbandonano rifiuti in modo così irregolare. Dopo la festa privata devono avere ben pensato di liberarsi dei rifiuti abbandonandoli in via Toniolo a Castelfranco. Peccato che all'interno del cumulo di immondizia abbiano lasciato anche alcune ricevute per l'acquisto di scarpe e borse firmate per oltre 1.300 euro. A trovarle gli addetti alla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula che assieme al sindaco della città erano impegnati all'iniziativa di pulizia del territorio nell'ambito della Domenica Ecologica. Le indagini con la collaborazione della polizia locale sono ancora in corso, ma gli elementi raccolti hanno consentito di arrivare a 4 persone, per ciascuna delle quali scatterà una multa di 600 euro per abbandono di rifiuti. 3 degli ecovandali risiedono in comuni al di fuori del bacino Priula, uno invece abita a Castelfranco. È in regola con il pagamento delle bollette per l'asporto rifiuti, salvo non utilizzare da anni il contenitore del secco non riciclabile, che come noto si paga a parte in base agli svuotamenti. Io non ne capisco il senso, perché la tariffa puntuale è la più economica che esista a livello nazionale. Non capisco perché non abbiano questo senso civico di lasciare il territorio e l'ambiente pulito per loro e per gli altri, e comunque sia il guadagno che avete personalmente è un costo che si triplica a carico degli altri, quindi non va bene. Ancora truffe agli anziani, a Vedelago 2 ultra ottantenni nel mirino.
Dobbiamo verificare la presenza di sostanze tossiche nelle condutture. La scusa dei truffatori, finti tecnici dei servizi idrici, è bastata per mettere in allarme le vittime e convincerle a far entrare i malviventi. Nel mirino, un uomo e una donna ultra ottantenni vicini di casa a Vedelago. A ingannarli 3 uomini che una volta all'interno delle abitazioni hanno rubato 200 euro e alcuni molini in oro. Solo successivamente, come accade spesso in questi casi, gli anziani si sono accorti degli ammanchi e hanno chiamato i carabinieri. La raccomandazione dei militari è sempre una: diffidare delle apparenze, non facendo entrare in casa gli sconosciuti. Attenzione ai falsi avvocati, operatori comunali o di aziende di servizi, falsi assistenti sociali o appartenenti alle forze dell'ordine. Nei casi dubbi, chiamare il 112 o rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina. Approfittano vuoi della buona fede, vuoi anche magari di condizioni particolari, no? Quindi l'anziano solo, magari l'anziano in difficoltà perché magari non in perfette condizioni di salute. Cerchiamo di avvicinarci a loro tramite ovviamente gli incontri che un pochino sono stati in effetti così limitati dal lockdown, ma stiamo ricominciando a farli nei centri degli anziani, con le parrocchie. Parliamo del Covid. Dopo il pronunciamento di EMA e ECDC arriva il via libera del Ministero della Salute alla 4ª dose del vaccino anti-Covid. È prevista infatti per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle RSA e per coloro che siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni, i fragili insomma tra i 60 e i 79 anni. Al momento, fa sapere il Ministero, l'indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo. La politica regionale, che però ha anche ovviamente un suo incrocio nella Marca trevigiana. Perché? È stata una settimana incandescente in Consiglio regionale tra Lega e Fratelli d'Italia, quindi nel centrodestra, dalla questione fascismo alla questione Green Pass, ma lo scontro si consuma anche sul suolo della Marca e nello specifico per il ruolo del leghista Marzio Favero, leghista trevigiano Marzio Favero. Sembra più vicino al PD che alla Lega, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Speranzon, e replica Villanova, capogruppo della Lega Villanova: spero ritiri queste parole. Sentiamo. L'alleanza è compatta. Ecco, l'unico punto che voglio fare è sul fatto che non accetto attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri. Oggi ho letto un attacco personale nei confronti di un mio consigliere, di Marzio Favero. Spero che insomma l'amico Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia, ritratti un po' quello che è stato detto, per definire una persona come Marzio Favero una quinta colonna della sinistra all'interno della Lega è qualcosa che non posso accettare, come non accetto gli attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, ma soprattutto da parte di quelli che sono i nostri alleati. Questo il risultato di una settimana ad alta tensione tra alleati in Consiglio regionale del Veneto, complici alcune emozioni che hanno toccato temi sensibili come lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Di fronte al documento presentato dall'opposizione, i meloniani hanno parlato di un tema che viene agitato quando manca poco alle elezioni, prima ricordando che al governo ci sono PD e Lega, poi uscendo dall'aula. Abbandono che il leghista Marzio Favero ha bollato come ingiustificabile. Evidentemente il tema è ancora spinoso per Fratelli d'Italia. Le parole del filosofo ed ex sindaco di Montebelluna: apriti cielo. Ho grande stima per l'uomo, dal punto di vista intellettuale riconosco che è una persona estremamente capace, mi è anche umanamente simpatico. Dal punto di vista politico mi sembra davvero che delle volte sia più vicino al PD che al centrodestra, quindi questa è una mia constatazione, suffragata dal fatto che non a caso ha formato anche un intergruppo insieme al capogruppo Dem Possamai. L'istituzione dell'intergruppo è rivendicata dallo stesso Carroccio, che rilancia. Spiace vedere che all'interno di questo intergruppo l'unico gruppo che non ho rappresentato è proprio quello di Fratelli d'Italia, su un tema che riguarda l'autonomia. Quindi sinceramente io penso che Marzio Favero, essendo anche un intellettuale che ha approfondito molto il tema autonomia e federalismo, ha fatto bene a fare questo intergruppo. Negli ultimi giorni fibrillazioni si sono registrate anche su una seconda mozione presentata da Fratelli d'Italia, quella sulla discriminazione vaccinale dei bambini a scuola, mentre un'altra sull'abolizione del Green Pass e sempre dei meloniani potrebbe non essere presentata ufficialmente per motivi di calendario, vista l'imminente fine delle restrizioni al 1° maggio. Sappiamo
capiamo che ci sono delle sensibilità diverse ed è anche giusto che queste sensibilità possano convivere all'interno di una coalizione. Teniamo conto che non siamo tutti lo stesso partito, siamo una coalizione. Sensibilità differenti, quindi per Speranzon certamente il clima elettorale in vista del 12 giugno con 86 comuni veneti al voto non aiuta. Diciamo che il periodo in cui sono arrivate fa un po' pensare, però guardiamo avanti, guardiamo a quello che interessa ai veneti e cerchiamo di lavorare per loro. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare della guerra in Ucraina. Atleti veneti, ucraini e russi infatti dovevano affrontarsi domenica nell'evento di pace organizzato dal CONI Veneto, la partita per la pace. L'evento però che in queste ore è stato annullato, ci spiega perché il presidente Dino Ponchio. Il marito della coordinatrice allenatrice dei ragazzi e delle ragazze che sono ospiti a Oderzo ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato ma sospeso in attesa che gli avvenimenti ci aiutino. Una partita per la pace domenica mattina ore 9 agli impianti di Carasi a Padova, un evento che avrebbe visto affrontarsi in amichevoli di pallavolo, ginnastica e calcio a 5 atleti veneti, ucraini ospitati da diverse società sportive e russi residenti in Veneto iscritti regolarmente alle società sportive. Ma l'evento è stato sospeso, voleva riunire delegazioni, il sentimento comune, quello dei valori dello sport, ma questa mattina la notizia. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, qua, molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte. Società sportive e istituzioni che hanno accolto. Oltre alle 16 atlete ospitate ad Oderzo, 11 ginnaste sono a Padova, 13 atleti a Bussolengo. L'Asiago Calcio ha accolto calciatori ucraini e così l'Hockey Asiago. A San Martino di Lupari la pallacanestro femminile ha aperto le porte alle colleghe del volley, mentre la Dinamo di Feltre sta ospitando diversi giovani calciatori. Dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno della tragedia che hanno a casa. Torniamo a Treviso, parliamo delle domeniche ecologiche, la prossima sarà proprio questa domenica, l'altra era in programma il 24 di aprile. Dico era perché il Comune ha pensato di anticiparla a lunedì 18 a Pasquetta e quindi sarà una Pasquetta ecologica. All'appello a Treviso ne mancano ancora 2, sono le domeniche ecologiche obbligatorie per legge entro la fine di aprile. Una è programmata per domenica 10, l'altra, inizialmente prevista per il 24, è stata anticipata al 18 aprile, lunedì di Pasquetta. Sarà interdetta la circolazione alle auto dalle 9 alle 18. Chi arriva in città dovrà lasciare la macchina alla Piani e ai park di via Lancieri di Novara, Miani, Pattinodromo, Lungomuro Porta Sant'Eunisto, Foro Boario, Dal Negro, Cavalcavia Stazione, Metro Park Stazione. Confermate le deroghe per i residenti nell'area interdetta, ma solo limitatamente al tragitto da e per il proprio domicilio o autorimessa, per i disabili e per i veicoli che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili muniti di certificazione medica. Se per il 10 aprile non c'è alcuna sorpresa, non poco stupore ma anche entusiasmo ha destato in città la decisione di anticipare l'ultima domenica ecologica di questa stagione al lunedì di Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta. Credo sempre sia molto importante dedicare tempo e spazio all'ambiente e alla natura. Occasione per girare per la città, scoprire, vedere i monumenti e accogliere gli ospiti che vorranno venire a Treviso senza traffico, senza polveri sottili e con l'auspicio che l'amministrazione si dà da fare per chiudere sempre di più il traffico. Beh, la città anche se è chiusa è anche meglio perché insomma tutte ste macchine. Si viene a piedi? Allora va benissimo, sì, che sta bene, sì. È un po' problematica perché sappiamo benissimo che Pasquetta è un giorno che ci si muove, che si fa le grigliate, questo insomma
la vedo un po' dura. Chi vuole venire a Treviso deve lasciare la macchina a casa, usa i mezzi. Io sono un ecologista convinto, ma non servono a niente, che chiudono il centro e la circolazione comincia a girare, diciamo che è una presa in giro. Ma è da anni che si ripete, io poi sono un residente in centro e le garantisco che sono prigioniero a casa mia. Secondo me bisognerebbe farne di più e consecutive anche, perché un giorno ogni tanto non bastano. Giornata ecologica, per cui andiamo a piedi, nessun problema. Non tanto, secondo me. Mi sembra una buona cosa, perché tu sostanzialmente a Pasquetta vanno tutti quanti via, la città si svuota, e allora quale momento migliore per chiuderla? Magari chi rimane ha la possibilità di passeggiare. Così la gente impara a muoversi a piedi, ecco, diciamo. Per me è una cosa positiva. Tutte le domeniche voto. Forse non so se a Pasquetta creerà qualche problema, perché magari la gente va a farsi il classico giretto, però, insomma, diciamo che mi pare che l'importante sia lo spirito. A proposito di ambiente, o meglio di clima, ci sono forti raffiche di vento previste in pianura sulle zone montane e pedemontane a partire dal 12 di domani, tanto che queste previsioni hanno spinto il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale a emettere un avviso di stato di attenzione appunto tra le 12 e la mezzanotte di domani. Ma allora nello specifico, visto che è venerdì, vediamo come sempre con il generale Iannicelli che tempo farà nel weekend e anche nella prossima settimana. Un sistema perturbato si approssima alle nostre zone e questo apporterà un peggioramento della situazione. È un sistema perturbato piuttosto debole, quindi gli effetti saranno moderati. Infatti prevediamo per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, però a metà giornata gradualmente andrà aumentando. Ecco il passaggio di sistema perturbato, qualche possibilità di pioggia sparsa, ma poi tutto scorrerà veloce in quanto, come evidente dalla carta, un'alta pressione sull'Europa si spingerà verso di noi e questo garantirà ancora tempo stabile. Infatti prevediamo poi per domenica un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ma un tempo stabile che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana, quindi ancora mancanza di piogge. Qualche nevicata per domani è prevista sui rilievi a quote alte. I venti sono deboli, saranno deboli di direzione variabile con locali rinforzi, le temperature in linea con la stagione, le minime 9-10 gradi, le massime 19-20 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Donò il cuore del figlio per il primo trapianto di cuore in Italia nel 1985. Domani i funerali di Giovanni Busnello e ci sarà anche la sanità trevigiana. Credo che sia doveroso che la sanità trevigiana vada ad omaggiare, nel senso buono del termine, una persona che ha veramente fatto un grande atto d'amore insieme a sua moglie. Ecco perché domani il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi sarà presente all'ultimo saluto di Giovanni Busnello alle 11 nella chiesa trevigiana di Sant'Abona. E con lui tanti trevigiani, più di qualche trapiantato, per dire grazie a chi in quel 13 novembre dell'85 decise che il cuore di suo figlio, clinicamente morto in un incidente in Vespa, continuasse a battere nel petto di un'altra persona. Così quella sera in cui in televisione davano in prima nazionale il film Rocky, al cafoncello la volontà di una famiglia riscattava da morte certa Ilario Lazzari, che stava combattendo la sua battaglia per la vita contro una miocardia dilatativa, ovvero l'ingrossamento del cuore che non gli avrebbe dato comunque scampo. Davanti c'era la burocrazia che il ministro veneto Costante De Gamba bypassò con una firma, poi c'era un giovane neoprimario in cardiochirurgia, il professor Carlo Valfrè, ma soprattutto c'era un'equipe pronta, guidata da Vincenzo Gallucci, con gli assistenti Giovanni Stellini e Giuseppe Faggian, per sempre nella storia, con la loro corsa lungo il corridoio del Cafoncello, portando insieme il cuore del giovane Francesco dentro un frigo da picnic. Poi la notte dove i due destini di Francesco e Ilario si toccano per poi allontanarsi lentamente sempre più. Da una parte la vita che torna per Ilario, il falegname di Vigonovo, che negli anni successivi addirittura si sposa. Dall'altra il dolore della famiglia Busnello, i funerali, la visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, fino al Giardino delle Essenze Rare, ripulito e riaperto l'anno scorso con queste sue ultime parole. I 36 anni quasi che sono passati non diminuiscono l'emozione di rivivere comunque dei momenti di ricordo di Francesco, che per noi è sempre
presente nel cuore. Forse ora Giovanni Busnello non avrà più il rammarico di aver voluto conoscere a tutti i costi chi ha ricevuto il cuore di suo figlio, perché quando Ilario Lazzari si è spento 7 anni più tardi, lui e la sua famiglia sono ripiombati nel dolore e nel lutto. Lutto e dolore ora della moglie Marina, dei figli Enrico ed Eleonora, dei nipoti, ma anche dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato. Una velocissima finestra su Venezia, o meglio tra Venezia e Spinea, per le nozze in vista di Federica Pellegrini, che ha annunciato alla trasmissione Verissimo che il suo matrimonio con il compagno Matteo Giunta, ex suo allenatore, si celebrerà a fine agosto proprio a Venezia. Si sposeremo nella mia città d'origine. Non pensavo, ha detto la Pellegrini, che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto, non vediamo l'ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. Questa dunque Federica Pellegrini. Adesso andiamo nel bellunese. C'è la viabilità, importanti novità in primo piano. Il tavolo tecnico oggi in prefettura sulla situazione della strada 251 della Val di Zoldo, chiuso ormai da quasi 2 settimane dopo l'incendio fra Igne, Sofranco e Mezzocanale. La buona nuova è che i divieti al transito saranno rimossi entro la giornata di lunedì prossimo. Siamo nella fase 1, quindi una fase emergenziale che si conclude quasi certamente nella giornata di lunedì, con la riapertura della strada. La buona notizia per la Val di Zoldo è arrivata al termine del tavolo tecnico convocato nel pomeriggio dal prefetto di Belluno. La 251 sarà riaperta lunedì 11 aprile. L'orario non è ancora stato definito, ma sarà comunicato nelle prossime ore. L'interesse alla risoluzione dei problemi c'è. Abbiamo adesso davanti un periodo, diverse fasi, per dare una garanzia di continuità alla viabilità, che per noi è fondamentale. Le imprese stanno posizionando i paraschegge per trattenere la caduta dei sassi che continuano a staccarsi dal terreno arso dall'incendio che ha devastato la zona fra Igne, Sofranco e Mezzocanale. È un pericolo, come dire, controllato, ecco, e i paraschegge dovrebbero consentire quindi di riaprire in sicurezza, ma non con rischio zero però, ecco, quindi verranno posizionati cartelli e segnaletica che definisca, che chiarisca che c'è comunque un pericolo in qualche modo in essere. Ci sarà una seconda linea di intervento che è rivolta a tenere sotto controllo la stabilità di massi più grandi attraverso sensori collegati a semafori che faranno scattare il rosso qualora il movimento dovesse assumere carattere di pericolo sia in termini quantitativi che di velocità. La terza fase è stata definita in un protocollo sottoscritto a Palazzo dei Rettori da Comuni, Provincia, Veneto Strade e Protezione Civile. Definisce il livello di rischio che può essere assente, iniziale, moderato, elevato in relazione alla quantità di pioggia, e quindi avvalendosi dei sistemi di previsione ci darà un colore che sono quelli della Protezione Civile, bianco, verde, giallo, arancione, rosso, che possono far scattare delle soglie di allarme. Nei prossimi mesi si dovrà pensare alla reale messa in sicurezza della strada attraverso la realizzazione di paramassi. In questo senso il prefetto ha invitato il presidente della provincia a mettersi in contatto con la regione, con gli assessori De Berti e Bottacin per la progettazione e l'individuazione delle risorse. Non sono ancora stati fissati i funerali di Paolo Marcon, l'operaio 58enne di Gosaldo, morto ieri in seguito a un gravissimo infortunio sul lavoro nei boschi appunto di Gosaldo. La dinamica della tragedia al vaglio degli enti competenti, ma scrive in una nota Fly CGL di Belluno: è necessario rinnovare il grido di allarme rispetto alle condizioni di sicurezza nel settore dell'Esbosco, già denunciate nei mesi scorsi e purtroppo cadute nel vuoto. Fly CGL, in attesa di un incontro richiesto alla prefettura e all'Inps provinciale, vanno sicuramente aumentate le forme di controllo a monte rispetto alla formazione e alla dotazione tecnologica delle imprese chiamate a operare in contesti di bosco schiantato, afferma la Fly CGL, secondo cui gli infortuni non sono mai un frutto di fatalità imprevedibili, ma conseguenze della mancanza di un'opportuna prevenzione e di una organizzazione del lavoro non adeguata ai fattori di rischio. La politica e le elezioni amministrative, prima uscita ufficiale del candidato sindaco Giuseppe Vignato sostenuto dal PD e da 3 liste civiche, un'alleanza progressista e riformista che ha un programma che ha nei cittadini il cuore dell'azione amministrativa.
Nessun simbolo né manifesto. Giuseppe Vignato sceglie per la sua prima uscita pubblica di anteporre le idee, che sono le fondamenta su cui poggia l'alleanza progressista e riformista maturata nel centro-sinistra. Al suo tavolo siedono i rappresentanti di Belluno di Più, in Movimento, Vignato Valore Comune e il PD, che dopo 10 anni di battute d'arresto nel candidato sindaco Vignato ha individuato il giusto collante tra anime politiche e civiche. Una candidatura per la Belluno di domani che traccia una linea di demarcazione con la gestione Massaro, scegliendo però di non buttare il bambino con l'acqua sporca. Noi dobbiamo partire dalle cose buone che sono state fatte, dalle cose che sono state seminate, perché questa amministrazione che sta concludendosi ha comunque seminato moltissimo. Compito della prossima amministrazione è prendere un treno in corsa e quindi assolutamente dobbiamo ripartire migliorando quello che è possibile migliorare e realizzare tutto quel piano di investimenti che è nelle aspettative dei cittadini. Cuore del programma i cittadini di un capoluogo più autorevole con una leadership capace di volare alto. Vignato, un'esperienza da ex assessore nella giunta Fistarol, amministratore pubblico in BIM GSP e Sedico Servizi e manager di importanti aziende private, non sarà un uomo solo al comando. Non è il sindaco che deve diventare protagonista di questa città, ma è il comune che deve diventare protagonista e riprendersi un ruolo di capoluogo che deve avere come traino per tutta la zona di gran parte della provincia di Belluno. Una squadra pronta ai blocchi di partenza, quella di Vignato, impegnata nel frenetico lavoro di formazione delle liste. I primi nomi di punta già a partire dalla prossima settimana, con più di qualche sorpresa. Fra le liste che la sostengono c'è il Movimento, la lista che è del sindaco uscente Massaro. Massaro farà parte delle liste? No, assolutamente no. Abbiamo concordato che lui non ci sarà. E a proposito di queste parole di Vignato, c'è un comunicato del gruppo Massaro. Prendiamo atto delle dichiarazioni del candidato Vignato di oggi relative all'eventuale candidatura del sindaco uscente che non sono state concordate con noi. Precisiamo che Massaro fa parte integrale del gruppo In Movimento. La conseguente posizione della nostra lista, che sarà presa dai cittadini che costituiscono In Movimento, sarà comunicata quanto prima. Queste le parole del gruppo di Massaro. Adesso parliamo del disagio giovanile, al centro di una ricerca condotta tra aprile e maggio dello scorso anno in provincia di Belluno. I problemi dei giovani di oggi e come li stanno affrontando, dal rapporto con il fumo a quello con gli alcolici alle sostanze stupefacenti, dalla dipendenza dal web alle difficoltà nel rapportarsi con gli altri. Sono molti i temi emersi dalle oltre 100 domande con cui più di 3.000 giovani si sono confrontati e le cui risposte sono state elaborate in Tu, oggi e domani, dici la tua, ricerca su benessere e disagio, un'indagine realizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dall'Ufficio Scolastico di Belluno. Gli atti di cyberbullismo rispetto a un'indagine che abbiamo fatto nel 2016 sono aumentati, e poi anche le dimensioni di questo disagio e poi anche il collegamento tra tutte le varie forme di disagio, le dipendenze, per cui i ragazzi che sono in situazioni di infelicità o hanno autolesionismo, provano paura, che hanno timore a relazionarsi con gli altri. Il Covid ha pesato abbastanza, ma la maggior parte delle problematiche che abbiamo evidenziato c'erano da prima. Tanti problemi, forse sempre esistiti, ma acuiti e amplificati dal Covid, dalle restrizioni che hanno imposto limiti ad una socialità ancora acerba e difficile da far tornare com'era e soprattutto come dovrebbe essere. Abbiamo dei disagi, e molti sono causati dalla pandemia, ma molti li avevamo anche prima, e dice che abbiamo bisogno di aiuto dalla comunità, abbiamo bisogno di aiuto dai genitori, dai nostri insegnanti. Sicuramente che si sono spenti. Veramente si sono spenti, all'inizio hanno reagito abbastanza bene, ma poi ultimamente proprio hanno perso l'abitudine, si sono disabituati alla relazione e quindi è emersa molto di più la paura di rientrare, non tanto per il contagio, ma la difficoltà proprio a relazionarsi con gli altri o la paura di essere giudicate dagli altri.
Siamo in chiusura, vi ricordo che abbiamo aperto con la notizia drammatica, il servizio sul drammatico malore che ha stroncato la vita al 63enne Giancarlo Lovisotto, custode del campo sportivo di Follina. Siamo in grado di mostrarvi dunque le immagini anche del 63enne purtroppo che ha perso la vita questo pomeriggio davanti ai giovanissimi atleti che appunto avevano appena concluso l'allenamento. Abbiamo anche ricordato e sentito il dolore del sindaco Mario Colletti, che conosceva molto bene Lovisotto e che appunto poi si è trovato sul campo mentre cercavano purtroppo invano di rianimare il 63enne. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Weekend delle Palme con il transito di un fronte nord atlantico provocherà venti in rinforzo e qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 9 aprile sarà caratterizzata da un tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo per la presenza di tratti soleggiati al mattino. Possibili precipitazioni poi nel pomeriggio, dapprima sulle zone centro-settentrionali della regione, in estensione con il passare delle ore. Temporali in cessazione entro sera. Quota neve in calo a 1100-1300 metri sulle Dolomiti, a 1500 metri sulle Prealpi. Venti moderati da sud-ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 1 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto con qualche pioggia che potrebbe essere anche intensa. Al mattino sulla costa soffierà vento sostenuto da sud. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui prevale il bel tempo, sarà infatti più asciutto con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.